Mister, una vittoria importante, qualificazione acciuffata con tutte le polemiche che ci sono state, direi che è un risultato molto positivo. Sì, vabbè, ma le polemiche io le posso accettare, le assorbiamo. Ho sempre detto che quando le cose vanno bene sono bravi i ragazzi, la società, quando c'è qualcosa che non va la responsabilità è mia, domenica la responsabilità è stata mia. Anche se comunque se analizziamo bene anche la partita di domenica, onestamente l'analisi lucida era che sì, non abbiamo fatto bene, però onestamente non meritavamo di perdere. Però il calcio anche questo va rispettato. Nel cammino di Coppa direi un bilancio più che positivo perché 3 partite, 10 gol fatti, 1 subito, 3 vittorie, direi che Treviso va bene. Sì, vabbè, ma non sarei così drammatico anche in campionato, ripeto, perché la prima Vedolago siamo stati concreti, la seconda in casa non siamo stati abbastanza concentrati, però anche pur giocando sotto ritmo e sotto tono, onestamente le nostre occasioni le abbiamo create e sappiamo tutti che il gol che hanno fatto loro, parlo di domenica scorsa, mi sembra che anche se no io ho un portiere del 2000 che è bravino, bravetto, l'anno scorso giocava negli allievi della Vigontina, allievi provinciali, perché se tu fai giocare Berto in porta che è un po' più esperto, devi giocare con un under giù in più, e l'under giù in più non l'avevamo perché Ostan, poverino, e gli faccio gli auguri personali e di tutta la società della squadra, ha rotto il crociato e dovrà stare fermo 6 mesi. E De Marchi che è un 99 che ci permette di far giocare l'under giù, l'abbiamo avuto a disposizione solo stasera perché prima si è fatto male alla spalla. Ecco, a proposito De Marchi, un buon debutto. Sì, sono contento per lui, ma poi debutteranno anche altri ragazzi, con i giusti equilibri, con i giusti tempi, quando la nostra classifica del campionato, ripeto, alla fine del girone d'andata sarà un po' più assestata, quindi anche i giovani che verranno inseriti saranno un po' più tranquilli. Senti mister, la sensazione è stata che dopo il gol il Treviso come si sia scrollato di dosso un peso enorme, poi la squadra ha giocato veramente bene, senza diciamo timori reverenziali. Ma timori reverenziali no, neanche per me ha fatto bene, quadrata anche prima di andare in gol, infatti avevamo avuto mi sembra un'occasione con Garbuio e comunque eravamo abbastanza padroni, però ripeto io ho sempre rispetto anche dall'avversario che nei primi 20 minuti ha avuto un buon ritmo, un buon temperamento, aspettiamoci questo su tutti i campi. Vorrei che avessimo più equilibrio anche nel non farsi cacciare fuori, anche se il nostro giocatore Cesca secondo me non era da espulsione, probabilmente anche la prima munizione è stata un po' troppo tempestiva, poteva anche sorvolare, però questo è quello che incontreremo e quindi la nostra forza come personalità di squadra, come stile di squadra, anche se non è facile, dovrà essere quello sempre di accettare, di subire, ma di essere forti dentro. Senti, un'ultima domanda mister, pensi che questa vittoria sia un buon viatico per la partita di domenica ad Oderzo? Sono due cose completamente diverse, sostacchiamo un po' la spina, da domani cominciamo a pensare a quella, però io so già che fino alla girone d'andata sarà molto molto dura, non perché sottovaluto la forza della nostra squadra che è importante, non perché sottovaluto la forza della nostra società che è importante, ma perché so che il calcio è una materia molto molto indecifrabile.